capitemi, mi sono sentito di doverli fermare. Stavano andando a fare una cresta veramente pericolosa con la neve fradicia, il rischio di farsi male era veramente elevato. Adesso vi faccio un video assolutamente diverso dal solito, in cui vado a spiegarvi un attimo ciò che è successo oggi qui in questa escursione a Cima agli Arici. E non c'erano tante macchine, tutto sommato, lì a Rifugio Le Arici, e poi man mano però ho visto gruppetti che erano davanti a me che salivano, e fin qui vabbè. Dopo, già in salita, ho visto persone che facevano i dritti su per i pendii, e già lì era, non è che sia il massimo, perché comunque già con la neve fradicia è alta, diciamo che il rischio di scivolamento è alto, però vabbè. Il problema è avvenuto dopo, quando sono arrivato per primo su a Cima agli Arici. Poi hanno iniziato ad arrivare alcuni gruppi di persone e, incredibile ma vero, tutti avevano l'intenzione di provare a salire sul porto. Oh ragazzi, adesso non voglio appunto fare il professore, perché non mi arrogherei mai questo diritto, però bisogna avere un po' un attimo coscienza di dove ci si trova e delle proprie possibilità. C'è persone che appunto non avevano neanche le bacchette, le avevo io per salire, perché comunque so che la neve è un po' una granita, quindi si scivola come non so cosa, quindi bacchette e ramponcini. Loro qui sono saliti senza ramponcini, senza bacchette, volevano provare a salire sul Portule. Appunto dicevano, si potrebbe salire sul Portule qui, vedere, a parte non sapevano neanche che montagna si trattasse, vabbè. Già appunto che persone chiedano se si può salire è un segno che appunto, a parte sentivo dell'accento che venivano da un po' fuori. Ma perché a un certo punto una coppia mi fa, ma per caso sai se si può avanzare? Perché prima avevano visto che avevo guidato, tra virgolette, due ragazze prima di loro a prendere il sentiero qui per Cima agli Arici, e mi fanno, ma secondo te si può andare avanti? Ho detto, si vedono delle tracce, sì, però magari alcuni girano giù per Porta Renzola e dopo tornano indietro. Faccio, guardate che ieri due ragazzi sono stati portati via con l'eli soccorso perché a 2200 metri non riuscivano né salire né scendere. La neve è altissima, è veramente pericolosissimo. Il crestone qui di Cima Portule, che ogni anno fa intervenire l'eli soccorso, ho dovuto fare io, insomma, prendermi questa antipatica iniziativa di fare in modo che non salgano, perché ragazzi, guardate che Cima Portule è molto pericoloso. Ho detto, se proprio volete, io settimana prossima vorrei farla, ma provando, perché la certezza non c'è mai, provando a salire dalle strade carrabile che porta fino a Bocchetta Portule, e dopo vedere in su com'è la situazione, perché comunque non è a strapiombo come i crestoni qui, che in inverno non farei mai. Per fortuna sono tutti tornati indietro, vabbè, due ragazze si sono fermate lì in vetta a prendere un po' il sole. Per fortuna ho sconsigliato loro di salire, perché a 2300 metri, non oso immaginare, ci sono i seracchi che fanno ombra perfino. Meglio passare per un po' arrogante che magari poi avere rimorso di sapere che qualcuno si è fatto male. Hanno apprezzato e mi hanno anche ringraziato, perché appunto non sapevano, quindi hanno chiesto un consiglio. Ecco, spero di aver fatto cosa gradita anche a loro, e soprattutto di aver evitato guai più grandi. Detto questo, ragazzi, buona montagna a tutti, divertitevi e giocate con la neve finché c'è, però mi raccomando, fate secondo le vostre possibilità, secondo le vostre attrezzature, secondo ciò che vi dice la prudenza, perché meglio, ripeto, un'escursione in meno, e già io ultimamente nell'ultimo anno ne ho incompiute due per questo motivo, meglio una in meno e farne molte di più avanti. Oggi vi porterò in un luogo che ha contraddistinto in modo importante la mia svolta nel mondo escursionistico, ossia proverò la salita a Cima agli Arici in inverno. Cima agli Arici che fu il mio primo 2000 da quando iniziai a fare escursionismo. Siamo in pieno disgelo, guardate la neve da una parte e i crocchi dall'altra.
alla fine del rampone qui dal rifugio Larici, guardate come già cambia il panorama. Un po' di dati velocissimamente così proprio per rompere il ghiaccio. Allora si parte dai 1660 metri circa del rifugio Larici, un'escursione di 350 metri di dislivello facile che si può fare comodamente in mezza giornata. Dimenticavo, sono solo le 10, ci sono già 10 gradi e mezzo, temperature enormemente sopra media, come se fosse una novità d'altronde. Guardate quanta neve c'è qui ancora. Intanto ho calzato tutto l'occorrente per le escursioni ancora pienamente invernali, ossia ramponcini e ghette, perché a parte che c'è tanta neve, poi è notizia di ieri che 2 persone hanno tentato di salire sul porto letteralmente qui da Cima Larici, facendo tutta la crest, diciamo, a strapiombo, e sono rimasti bloccati a 2200 metri, dovendo chiedere l'intervento dell'elisoccorso. Quindi ragazzi, attenzione, perché siamo ancora in un periodo intermedio e anzi queste condizioni sono peggio che venire in pieno inverno, quindi mi raccomando, occhi aperti. Inutile dirvi che meglio deve ancora venire, perché non vedrete appena uscirò dalle buche intanto e dopo dal bosco, il panorama che si aprirà tutto intorno a noi. Guardate questo cumulo che secondo me è un nido di formiche. Guardate quello là in fondo che spero non sia un altro nido di formiche perché è colossale. Intanto vedete Cima Mandriolo si staglia sullo sfondo. 30 secondi solo per spiegarvi un po' Cima Larici. Insomma, è questa montagna da 2033 metri che fa parte di quel piccolo gruppo di montagne dei 7 comuni a superare i 2000, insieme con Portule, 12, Ortigara, Cima della Caldiera, Cima Mandriolo, Monte Erba, Monte Varena ovviamente, appunto supera i 2000 metri, e poi comunque tutte le montagne secondarie della conca centrale dell'altopiano nord. E escursione abbastanza semplice da fare, in estate è facilissima. In inverno bisogna stare un po' attenti perché più su il sentiero diventa un po' ripido ed esposto, però tutto sommato diciamo che tra i 2000 l'escursione è una delle prime 3 più facili. Guardate, una bella distesa di granita, perché è quello che la neve oggi sembra. Direzione Bocchetta Larici. Notevole da fare rampone qui con la neve fradicia per salire a Bocchetta Larici. Guardate qui che situazione si presenta. Guardate che accumuli da vento. Guardate il cartello quanto è coperto, almeno per ben metà. Guardate qui che razza di accumulo eolico, mamma mia. Il vento della settimana scorsa più la bufera di neve ha fatto veramente accumuli ingenti. Che spettacolo però. Bene, superiamo questo gigantesco accumulo eolico, già comunque attraversato da qualcuno, e riprendiamo la salita. Si sale un po' zig zag nel bosco. Ecco, qui finisce il bosco, quello vero e proprio. Adesso qui inizia a diradarsi con qualche pino mugo in più. Vedrete tra poco il panorama che si aprirà. Devo dire che per fortuna all'ombra della neve è ancora abbastanza gelata. Si vede che durante la notte ci siamo avvicinati a 0 gradi. Adesso mi spetta l'ultimo tratto. Ancora poche persone sono avventurate qua su, infatti man mano che saliamo le tracce diventano sempre più flebili, si sprofonda sempre di più
e tocca arrancare o ravanare per salire, per guadagnare metri. Guardate che meraviglia intanto. Già che ci sono, batto un po' le tracce anche per il ritorno, perché ci sono anche altre persone qui davanti a me, quindi si lavora di squadra. Eccomi arrivato a Cima alle Arici ed è qui che accumulo eolico, portato sempre dalle stesse bufere di neve e dal vento delle settimane scorse. Guardate che panorama. Vi ripropongo un attimo il panorama assurdo che si vede da qui. Una manciata di montagne delle Agorai che ho già percorso. Fantastico. Guardate qui Monte Trentin qua davanti, il crestone di Cima Portule, ha un cornicione di neve talmente alto che fa ombra sulla vetta. La Carabile che sarà a Bocchetta Portule. Guardate il lato nord del Varena con la croce, Pasubio, Carega e Piccole Dolomiti. E una volta arrivati a Cima alle Arici potete ammirare questo panorama pazzesco a 360 gradi da Bocchetta Portule in là. Fino ai grandi massicci del Brenta e verso nord e il lago Rai. Bene, per voi che siete arrivati fino in fondo, qui l'escursione è finita, avete visto il bellissimo panorama da Cima alle Arici, spero vi sia piaciuta questa escursione, devo consigliarvela, soprattutto in estate, adesso per la neve alta soprattutto. Bellissima escursione breve, appunto tipica estiva, per arrivare a 2000 metri e respirare una boccata d'aria. Escursione di 40-50 minuti, dipende dal passo, anche 60. Poi il ritorno da Cima alle Arici lo potete fare a ritroso dalla parte dell'andata, oppure qui nel versante sud si compie un anello che ci porterà in breve a Rifugio Le Arici, dove abbiamo parcheggiato. Detto questo io vi saluto e spero che questa salita vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima.